Ragazzi, forse ci siamo adesso. Un attimo solo, stiamo due cose, i soliti problemi tecnici del cazzo. Dio Cristo. Un attimo, adesso arrivo. Eccoci qua. Eccoci qua ragazzi, scusate, vaffanculo troia del signore. Mamma mia, oh. Sempre le solite sfigate comendiane, proprio se prendo la tablet e andiamo. Mamma mia che nervi. Quando si parte così mi girano i maroni in maniera devastante. Ok. Ma ci siamo? No, porca troia. No, forse non è qua, aspetta. Oh, Madonna di Dios, benedictus del Signore ex tuos. Allora, vediamo. One moment, please. Siamo in 15, saluto tutti. E ogni tanto no, ho sbagliato. Dio Madonna del Signore! Aspetta un attimo. Ok. Forse ci siamo adesso, forse ci siamo. Eccoci qua. Eccoci qua. Ok, ciao ragazzi. Ciao Riccardo, Api, Aguccioni, Borgia, Pagliuca, Rifino, Alfiero, Sidoti, Sabatino. Mamma mia. Ora datemi 30 secondi che vado a levare la diretta di prima, quella che non è andata a buon fine. Arrivo subito, ragazzi. Scusate se arriva qualcuno. Sono un attimo sul portatile. Arrivo subito, raga. Adesso cominciamo, ve lo prometto. Boh, non lo so, mi vaneggia, fanculo. Dai che ci siamo. Sì, scusate per le per gli smadonnamenti comendiani, ma mi girano abbastanza i maroni. Ok, ragazzi, siamo qua con il Bayern Monaco. Abbiamo vinto già 2 trofei: Supercoppa di Germania e Supercoppa Europea. Siamo nel Gotha dei grandi e dobbiamo sbocciare. Stiamo sbocciando in maniera devastante, raga. Proprio alla grandissima. E adesso speriamo di fare un super campionato e di vincere tutto, ragazzi. Questo è il sogno. Che avvertiamo anche su Telecaz. Ok. Siamo già contro il Dortmund, porca puttana. Anzi, purtroppo non ho registrato perché ero pieno di mal di gola e raffreddore, veramente. C'è un periodo di merda a livelli devastanti. Ciao Antonio Mascolo. Siamo proprio sfortunati quello che guardateli, Royce e Veneziano, i due Marco a confronto, ragazzi. Quanto me la godo questa cosa qua. Quanto me la godo. Ciao Regio. Oggi ragazzi l'Inter ha vinto 5-1, quello sono Madonna fece. L'Inter è tornata, ragazzi.
Prevedo vittoria del campionato, vittoria della Champions, della Coppa Italia, anche se non sono qualificati. Ciao MK993. Mamma mia, sarà una sfida ad alta tensione, ragazzi. Direi di partire subito e fancuore. Dai raga che andiamo. Bayern, Monaco, Borussia Dortmund, già match scudetto. Ciao Luca Tapp. Vai. Vai che andiamo all'Allianz Arena. La voglia di far bene è tanta. Attenzione, Marcolino Royce. Marcolino. Le due sfide tra Marcolino Royce e Marcolino veneziano. Attenzione subito al Dortmund e ci va. Questo Bayern vuole vincere tutto, vuole portare a casa tutto. Attenzione veneziano. Siamo campioni d'Europa in carica, chiaramente non con me. Veneziano subito, intervento un po' così. Fatto anche la tripletta in Supercoppa Europea, veramente un veneziano ad alta tensione. Il Cume! Mamma mia, fuori di un niente. Vogliamo la consacrazione, ragazzi. Ciao ragazzuoli, ciao a tutti. Vogliamo scrivere la storia, ragazzi. Abbiamo già vinto 2 trofei in live, non era mai successo nella storia. Il Milan ci ha rifiutato, il Bayern campione d'Europa no. Possiamo anche vincere il mondiale per club, ma questa è un'altra storia. Intanto pensiamo a Bayern Borussia. Il Bayern Borussia è una squadra difficile. Mamma mia, grandissimo qua. Marcolino, Royce. Ottimo Bayern. Dai Bayern, distendiamoci, distendiamoci. Ah, recupera molto bene Socrates. No, la live su FM l'ha fatta sul canale di Il Bode 89, ragazzi. Se cliccate Il Bode 89 trovate la diretta e iscrivetevi al canale che là c'è una serie fantastica su Football Manager. Io con l'Ajax, lui con l'Everton. Sto meglio Riccardo, sì sto meglio per fortuna, madonna, panico, cioè panico. Purtroppo mi sono ribeccato raffreddore e tosse e l'ho preso abbastanza male. La vedo una partita difficile contro il Borussia Dortmund. Attenzione a Pierre-Emerick. Emerick! Ancora Neuer, mamma mia Neuer. Ciao Riccardo De Marchi, grazie, sei gentilissimo. I cumendiani pazzi, i cumendiani pazzi. Attenzione, bravo Neuer sta salvando un po' il culo. Rinvio un po' veloce però di Neuer. Ma perché sto rinvio così alla cazzo? Attenzione Marcolino Royce gioca bene il Dortmund purtroppo. Ciao Hideo Shaqiri. Ciao Corrado Salvemini. E un solo grido si alzerà. Vai Kume, la. Ok, grandissimo Neuer. Vai a spondona cumendiana perfetta. Vai Arturo che ce l'ha duro. Questo è un bellissimo passaggio per il veneziano che però non riesce a prenderla bene. Però io voglio giocare in coppia con Robert Lewandowski. Cioè, non capisco che è sempre una punta sto stronzi di allenatori. Come è partito benissimo, un gol in Supercoppa di Spagna, di Germania, 3 gol in... Attenzione ancora Neuer, 3 gol in Supercoppa Europea e un gol nella Bundesliga. Inizio col botto per il talentissimo. Attenzione, il Cuba ci prova, niente da fare. Sì, Austonia, sì. Vogliamo il Cuba capocannoniere, speriamo. Voglio vincere tutto, ragazzi. Voglio vincere tutto. Attenzione, Pierre-Emerick. Emerick numero di Pierre. Vediamo, comunque al Milan voglio andare, però non capisco perché hanno rifiutato il trasferimento, veramente incredibile. Però siamo nella squadra campione d'Europa e possiamo giocare anche la UEFA Champions League, debuttare in Champions dopo le grandi prestazioni in Europa League. Ma attenzione, il Cume si l'autopassa. Cosa ha fatto il Cume? Cosa fa il Cume? Calcio d'angolo, mamma mia che Cume, potenza dirompente. Ciao Fede 2002.
Attenzione veneziano di testa, l'incornata, miracolo sulla linea ancora, di testa siamo sfigatissimi, raga. Mamma, Pierre-Emerick, il gabonese, il gaboniano, a voi la scelta, attenzione a Pierre. Mamma mia, ok. Dai ragazzi però, grazie. Partita un po' collosa, ma stiamo giocando bene. Grande Terminator. Sì, sì, c'è il modello per club. I cinesi non vogliono il cume, sì, può essere. Veneziano prova a recuperarla, la recupera anche abbastanza bene. Ottimo lavoro, ottimo. Occhio. Occhio ragazzuoli, bravissimi. E vai che andiamo. E vai che ci distendiamo, ma no, non la prende il giocatore del Bayern, ma porca di quella vacca. Sì, sì, è l'unica live di oggi, sì, sì, ricordo Belotti, magari. L'importante è fare gol, cazzo. Noi siamo, è la carriera di Luca Toni praticamente. Questa attenzione, bravo Neuer, molto bravo Neuer. Veneziano fa una gran cosa e se ne va di gran carriera il Cume. E poi però fa un errore da cioccolataio obeso. Ancora Royce, finora parità tra la sfida tra Marcolino Royce e Marcolino Veneziano. Attenzione, calcio d'angolo. Ne liberiamo il Dortmund, una squadra difficile. Dobbiamo trovare la via del gol. Ah, rinvio tutto in velocità. Stiamo calmi, ragazzi. Troppo precipitosi. Attenzione, Royce. Marco Royce. Occhio. Roba nostra, roba nostra, roba nostra. Dai che andiamo. Dai, Vidal. Arturone. Di testa il Vene. Ah, peccato. Prova a recuperarla, ma il Borussia è veramente forte, eh. C'è una bella sfida col Dortmund per la Bundes. Sì, sì, dentro il Luca Toni della situazione. Grandissimo Cume, ottima spondona. Dai, proviamoci. Grandissimo, gliela ruba. E gliela rubano. Il Cume prova l'incrociata. Non ci credo, parata del portiere. Peccato. Però sto Bayern gioca un calcio arioso. Ed è ancora bella sponda. Ed è ancora il Bayern. Il Bayern, mamma mia, tira gol! E il Bayern Monaco va in vantaggio con Renatore Sanchez 1-0. E siamo in 57. Ciao a tutti ragazzi. E subito il Bayern dimostra di essere uno squadrone. Ah, è troppo precipitoso questo Cume, però. Ciao Danilo, buono core. Ta 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 ta. Dai, non sbagliamo, non sbagliamo. Attenzione, gol incredibile. Che culo del Dortmund. Marietto Gozza, che poveretto sta anche male, pareggia. Incredibile, incredibile pareggio del Dortmund. Don't not parole, però vabbè, insomma, ci può stare, ci può stare. Ciao Federico Bray. Che gol del cacchio, mi dispiace per ciao, dai, povero Marietto. Vai. 1-1, pareggio del Dortmund purtroppo. Pareggio del Borussia. Attenzione Vidal. Il Cume non riesce a stopparla.
Non me l'aspettavo sto gol, sinceramente. Attenzione ancora il Borussia, bravi ragazzi. Possiamo ancora insomma, mancano 4 minuti in realtà. Di passaggetti, oh, ecco, palla persa. Ennesima, madonna, quanti passaggi sbagliati dal Kuma in questa partita, ragazzi. Pareggio che forse alla fine è anche giusto, per carità di Dio. Ora Royce, numeraccio di Royce. Bella questa, ti prego dammela subito. Vai Kume, involati verso la gloria. Il Kume la passa molto bene, c'è il gol! Che assist di veneziano! E gol di Pantovic. Ma cosa ha fatto il Kume? Che assist, madonna, sembra veramente il magic moment di veneziano. Speriamo bene con gli infortuni. Ma qua il Kume fa un passaggio devastante e boom! 2-1. Questo Bayern vola. Mamma mia ragazzi, che assist. Mamma mia ragazzi, e si va a vincere 2-1, ma assist sublime del super Kume nazionale. Mamma che assist. Mamma che assist. Veneziano si prende un 6-5 con un assist. Ok. Buono, buono, buono. Intanto arriva un'altra vittoria per il Bayern Monaco. Bene, bene, bene. È già battuto il Borussia intanto, e godo. Mamma come godo. E adesso ragazzi c'è il debutto, sorteggio di Champions. Vediamo chi ci capita. Allora, il nostro gruppo Chelsea, Feyenoord e Anderlecht. Da parte del Chelsea un girone da passare tranquillamente. Altri gironi Benfica, Madrid, Lyonese, Basilea, Paris, Juventus, Olympiacos, Copenaghen, Manchester, Siviglia, Borussia, Stella Rossa, Real, Liverpool, Ex, Apoel, PSV, City, Saint-Étienne, Celtic, Zenit, Borussia, Fenerbahce, Dinamo Zagabria, Inter, Barcellona, Sporting Lisbona, Dinamo Kiev. Ok, girone che si può passare tranquillamente. Kroos vince il miglior giocatore, mi fa piacere, cazzi tuoi. Sì, Ancelotti ci ha visto bene, altro che quel coglione di Milan che non ha neanche preso, cioè vabbè. Sì, questo assist è fondamentale. Adesso si va ancora Borussia, stavolta il Gladbach però, che abbiamo già battuto in Coppa. Inizio a dir poco devastante di veneziano, è un inizio che va al di là delle migliori previsioni. Non me l'aspettavo sinceramente. Ho rubato già il posto a Robert Lewandowski. Vai raga. E si comincia ragazzi. Gladbach, Bayern. Attenzione, subito si invola. Bravissimo Neuer. Ottimo Kume, grandissimo passaggio. Troppo lunga purtroppo, troppo lunga. E un solo grido si alzerà. Vai Kume, la 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 la. Dai che roba nostra, perfetto. Guarda come giochiamo bene, veloci, tranquilli. Guarda Hummels, fa sempre di quei lanci Hummels spaventosi. Roba nostra, invece no. Sì. La prossima diretta sarà su Motorsport Manager per finire la stagione e cominciare con le mod. Attenzione, vai. Di testa, molto bene. Ok. Vai di testa, peccato. Da prendere il Gladbach, che si può involare il Gladbach adesso. Bravissimi ragazzi, come stiamo giocando bene. Sono un po' marcato, hanno già paura di veneziano dopo gli assist e i gol micidiali.
Bellissima sponda del Cume. Volevano il fallo i tifosi del Bayern. Pro Cycling devo registrare, ragazzi, non ho avuto tempo, cioè non ho avuto tempo, è stato malino questa settimana, quindi non ero molto in forza di registrare. Poi mi sono beccato 2 raffreddori nello spazio di 2 mesi, ma era mal di gola potenti, cacchio. Cosa c'è? Veramente anche i miei colleghi, è un casino, ci becchiamo 1 o 2 influenze, cioè è spaventoso, vabbè. Ancora vogliono il fallo, ma che cazzo, attenzione al Cume, missile del Cume! E io sto qui, 1-0 subito, senza colpo a ferir, veneziano, 1-0. Mamma mia che bomber che sto diventando. Questo è sempre per Nicola, io sono qua a vincere tutto. Ciao Nicola, ciao. Ciao Nick. Io saluto Nicola con amore. E anche l'America scappa, avete ragione. Ecco, voglio giocare a tantissimi giochi, ho 1 miliardo di giochi e non so cosa giocare, cazzo. Sì ragazzi, il Cume veramente c'è. Il Milan non mi ha voluto, il Milan era cazzi loro, adesso vinco tutto in Germania e dopo vado al Milan, magari da pallone d'oro, chissà. Mamma di poco. Ciao Nicola. Dio Pontatus. Determinator fa le previsioni. Un inizio veramente devastante. Sembra il Cume di PES 13. Il Cume che ha scritto la storia. Op, ole. E un solo grido si alzerà. Vai Cume, la 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 la. Stiamo sbagliando un po' troppo per i miei gusti, però, Dai Vidal, dai Arturone. Finisce il primo tempo, 1-0 al Borussia Park. Ciao Daniel Andrew Mayweather. Lasciamo perdere Alonso, 2 ritiri bruttissimi in Formula 1, da campioni del mondo stiamo soffrendo adesso, La possiamo recuperare. Però Silverstone sarà dura, ve lo dico. Benissimo, grande intervento, forse fuori gioco. Non era fuori gioco purtroppo, Ciao Daniele Romani. Notizia shock, Nicola al bar. No, speriamo di no, cazzo. Che passa. Mamma mia. Mamma mia come giochiamo. 2-0. Doppietta del Cume. Signori, c'è solo un capitano. Anche se non sono capitano, però fiori. Mamma mia che azioni. Mamma mia, ed è già doppietta ignorante. Ed è già doppiettone ignorante, ragazzi. Peccato. Sì, Terminator non sbaglia mai. Il Kummel Lewandowski italiano, sì ragazzi, anche meglio per adesso. Roba nostra, roba nostra. Ma sembra il 4º anno, mi sembra. Abbiamo fatto, sì. Crotone e Verona. Palermo. Questo è il 4º anno. Perché Crotone e Verona l'ho fatto in un anno, chiaramente. Bellissima sponda. Mamma mia, vuole subito la tripletta. Vuole il triplettone. Arca miseria, peccato. Mamma mia come stiamo giocando, però. Mamma come stiamo giocando.
Stiamo giocando un calcio strepitoso, ancora veneziano, mamma mia. Ciao Cinosec, ciao Mito, ciao bello. Bello bello il video delle X-Play, adesso deve uscire anche quello nuovo. Tanta roba, mi ricordo ancora che circa un anno fa ci siamo sentiti per provare Aerosoft X, mi ricordo, grande Mito. E poi i calzini bianchi sono qualcosa di incredibile, grande, quando hai fatto il video l'altro giorno. Grande vecchio, grande, grande. Hai preso anche i pedali, hai fatto bene, Cristo. Li volevo prendere anch'io, però la camera piccola, poco spazio per farci stare tutto. E intanto 2-0, quasi tripletta, peccato. No, brutto errore questo. Come tira il missile! Mamma mia ancora. Non siamo molto fortunati, eh. Grande Vito. Attenzione. Cosa prova il Cume? Mamma mia cosa stiamo tentando. Dai ragazzuoli, dai. Vai di testa, molto bene. Voglio la tripletta, voglio la tripletta. Ah, troppo lunga. Sì, 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 ci giochiamo X-Plane, sì, me lo prendo anch'io. Ma non ho capito, mi scrivi in chat il nuovo gioco di treni che ho sentito? Cioè fanno un gioco nuovo. Più decente rispetto a Train Simulator, perché lo prendo anche quello subito. Come si chiama? Si va a vincere 2-0 doppietta del Cume. Un Bayern devastante, un Cume sublime per il momento. Train Sim World, ok, ma è bello, ma c'è qualche speranza di vedere qualche tappa, cioè qualche, diciamo, linea italiana? Perché, cazzo, cioè, fanno Germania, America, tutto e manca proprio l'Italia. Train Sim World, dopo me lo guardo, cazzo. Oh, il Bode 89, ragazzi. Che una volta giocare a football con il buon Bode. Ecco Svevsdav, ciao Svevsdav, grandissimo Bayern. Ok, siamo nella miglior squadra insieme a Marcolino Royce, godo. Sì, adesso le amichevoli non le faccio, chiaramente. Le amichevoli non servono a una mazza. Ok, vittoria 2-0. Ok. Adesso c'è la Croatia. Bella, bella Mito. Beh, magari speriamo con le mod che dopo possono mettere. Cioè, che magari insomma, come per Train Simulator, quello vecchissimo, avere le tappe italiane. Però bene, dai, speriamo sia fatto bene. Bene, come si dice, anche ben ottimizzato. Le missioni in italiano fatte bene. Cioè, questo ecco, io spero, sinceramente. Ma quando esce, attenzione, prima partita di Champions League, debutto del Cume proprio contro il Chelsea, ex squadra del Cume su PES 13. Si va allo Stamford Bridge, ragazzi, questa è veramente una bella cosa. E si va in Champions, ragazzi. Si va in UEFA Champions. Debutto per il Cume in Champions. Ok. Vai. Ed è qua che dobbiamo fare bene per portare a casa il pallone d'oro. Eccoci qua, ragazzi. Siamo allo Stamford Bridge di Londra. Vai. Champions League. Chelsea, Bayern. Ricordiamo che il Bayern è campione d'Europa in carica, ha vinto l'anno scorso senza il Cume, però col Cume hanno vinto Supercoppa di Germania e Supercoppa Europea. Attenzione Bazzuasi. Bravi ragazzi, dai che roba nostra. No, sono fuori gioco.
Attenzione subito, bella palla del Cume. Vogliamo subito il gol in Champions. 16 marzo, grazie Mito grande. Quindi manca pochissimo, insomma. Ottimo, ottimo. Ma si sa se gioco la lingua italiana? Perché insomma, sulle missioni poi di treni è importante su avere la lingua italiana, secondo me. A mio modestissimo parere. Hop, bravo ragazzi, dai. Vai, vai, vai che li massacriamo, vai che li massacriamo. Attenzione subito il Cume. Fuori di niente, non potevo andare avanti perché mi stavano recuperando, mamma mia. Peccato. Peccato ragazzuoli. Perfetto, italiano presente, grande. Quando Mito mi dà queste belle notizie me lo godo. Viva il Mito. Viva il buon Mito. Oh, Mito, dobbiamo provare però anche The Hunter in multiplayer, cazzo, quello nuovo. Perché è veramente bello, cazzo, come gioco. Cioè, difficilissimo, perché quando ammazzi un cervo devi, come si dice, girare 3 ore prima di trovarlo, però... Vai Cumendino, lunga. Qua il Cume sente un po' la pressione della prima di Champions, eh? Si vede, si vede. Oh, Cioffioi. Bravi, dai che andiamo. No, no, sti errori. Hop, vai. Troppo lunga, ma calcio d'angolo. Perfetto, Mita, perfetto. Noi ci sentiamo su Telecaz. Dai di testa. Mamma mia, di testa, siamo di uno sfigato incredibile. Vai che è nostra. Recupera bene qua Courtois. Stiamo giocando bene con che siamo una grande squadra, raga. Possiamo dirlo veramente tranquillamente. Grazie Alex Martin. Attenzione al Chelsea, attenzione al Chelsea. Occhio al Chelsea. Bisogna fare bene qua nella prima a Londra. Sarebbe bello portare a casa i 3 punti. Mamma mia, fuori di poco. Ci è andata anche bene qua. Occhio. Dai, Fioi, dai. Ah, sotto i 30, bene, bene. Dai, ragazzuoli, dai. Finisce il primo tempo 0-0. Qua non lo so se possiamo vincere onestamente allo stadio. Basterebbe un pareggio, a me sono già contento con un buon pareggio. Bella sponda. Ah, dopo non ce la fa a prenderla però. Dai raga, dai, niente. Sì, il nuovo Flight Simulator, però io ormai con tutte le mod che ho, ragazzi, è un po' duro a cambiare, eh. Ciao Marco della Nora.
Ah, peccato. Dai, Dalla! Questo può essere buono! Vai, Kume! Che stop! Madonna, cosa mi ha preso? Cosa mi ha preso Courtois? Grazie, Terminator ci porta fortuna. Non ci voglio credere. Se segno Terminator è l'idolo, eh. Spera che mando un messaggio. Un attimo solo al buon Paul Heyman. Che ce lo siamo persi, Paul. Messaggio. Ok. Ciao, terapia. Cosa salva il Kume? Se non si vede il gol incredibile! Cosa ha fatto il Kume? Un assist incredibile! Costa segna! Mamma mia come stiamo giocando però, ragazzi. Illegale questo assist. Illegale questo assist. Boom. 1-0 Bayern. Mamma mia, ragazzuoli. Signori, il Kume come Maradona. Ciao il mod 89. Ciao al mod 89, ciao. Mamma mia. Mamma mia che gol. Che gol su un assist sublime. It's incredible. Primo assist in UEFA Champions League. Il veneziano spondona, riesce, yes. Attenzione, bellissima. Potevo forse andare un po' avanti. Stiamo giocando veramente bene. Occhio. Aia. Mamma mia. Epico Bode, l'epic Bode. E là anche di tacco così, scarpione, non si capisce più nulla. Questo Kume sta diventando una leggenda. Attenzione, vuole il primo gol in Champions. Guarda che culosi, guarda che culosi. Però vincere lo Stamford Bridge, ragazzi, è tanta roba, speriamo. La grandissimo intervento. Ancora del Kume. Ancora il Kumendissimo. Prova un tiro impossibile. Vabbè, ci ha provato. Mamma mia, dai. Buono. Bravi ragazzi. Sono un po' stanco però, sì. L'ho persa male. Cerchiamo di vincerla però che la stiamo strameritando. Ottimo. Bella. Vai Kume. Hop. Ma no. Ma Cristo di un Pontatus. Dai, fischia arbitro, sono 3 punti fondamentali qui a Londra. No! Ottimo. Yes, altra vittoria. Mamma, come giochiamo. Ok, Paul, grande Paul. Raga, non sarà una diretta lunghissima, però, raga, devo sistemare alcune cosette. Ecco De Maz, ciao De Maz.
E arrivano i primi 3 punticini. Bene, bene, bene. Adesso si va in muro contro il Wolfsburg. Madonna che inizio. Tutte le più forti subito. Ciao Nicolò. Buon lavoro Bode. Ciao vecchio, ci sentiamo dopo. Ciao bello. Ciao Sebastiano Paris. Ciao Salvatore Ferrara. E si inizia. No, non gioco. Ah, turno di riposo, allora incredibile. Vediamo cosa combinano senza di me. Sì, sto Kuma sta deliziando tutti. Ah, peccato. Gioca Lewandowski, anche giusto da mettere un po' Lewandowski, insomma non è proprio un giocatore di merda. Occhio Fioi. Grande Neuer. Dai ragazzi. Partita collosa ragazzi. Belli. Mamma mia. Madonna Vidal che gol. Ma che Bayern signori. Che Bayern. Super Fanta Bayern. Un super Bayern. Schiacciasassi teutonico. Grazie Nicolò. Per poco. Sì, la porterò la mod adesso. Prossima diretta è proprio Motorsport Manager, ragazzi, per chiudere la serie. E cominciare quella là con le mod. Inizio oggi mi tiene in panchina il mister. Devo rifiatare forse. Comunque grande Bayern. Gol del Wolfsburg 1-1, non me l'aspettavo sto gol. Dai, mettimi in campo, cazzo. Guarda che gol di merda che abbiamo preso. Mamma mia. Non ci credo, gol del Wolfsburg. Che errore della difesa, mamma mia. Ciao Daniele Silani. Ma vaffanculo. Entra il Kuma intanto. Sul 2-1 per il Wolfsburg però. Non ci vuole la sconfitta, cazzo, dai. Dai, cambiamola subito sta partita. Adesso entra il Kuma e sono cazzi vostri. Di testa il Kume. Peccato. Sì, è pazzesco, è arrivato veramente Nicola. Non ci credo, ragazzi. Non ci credo che stiamo perdendo sta partita. Dai, veneziano. Là, che numero, peccato.
Vaffancuore. Non ci credo, è una prima sconfitta con il Bayern e fatalità non gioco titolare. Ma no, ste robe. No, stiamo giocando male adesso, eh. Ciao Slacker Game. Entra Francuzzo. Entra Francuzzo Ribery. Ormai che ha 102 anni, poverino. Dai che possiamo almeno pareggiarla, manca poco però. Guarda che 2 gol di merda che abbiamo preso secondo, poi una roba ridicola. Niente, niente, oggi non ci siamo. Ci ha imbottigliato bene il Wolfsburg. Bravi! Vai. Ma che cazzo di... Ma questa non è la mia... Non ho cambiato visuale, cazzo, capisco niente. Vai come di testa! E c'è il gol! E c'è il gol! Anche di testa! Che bomber! Che bomber! E il Cume ancora in gol! E salva il Bayern dalla sconfitta! Woohoo! Però che è chiamata la telecamera, non so il perché. Aspetta un attimo, non capisco niente. Aspetta un attimo. Grandangolo, allora è giusto. Mamma mia che gol. E al 90esimo salvo il Bayern dalla sconfitta, appunto importantissimo. Ma signori, che bomber. Che bomber sto Q, mamma mia, sono in un momento di grazia. Buono, buono, buono. Purtroppo vincono... vince solo Leverkusen, va bene. Siamo primi con Leverkusen. Ciao The Boss. Ottimo, ottimo. Un veneziano veramente ispirato, eh. Incornata biblica. Per vedere il segnale come da, sì, sì. Oh, se c'è proprio il Leverkusen, c'è un calendario impossibile nelle prime 5 giornate. Ok. Già match scudetto, ragazzi. Ma che cume, fioi, che cume. Dopo incornata strepitosa, palo, mamma mia, linea gol. Vogliamo vincere tutto, pallone d'oro, capocannonieri, tutto vogliamo vincere. Vai. Contro Leverkusen sarà una bella, bella partita. Ocio. Very good. Very good. Mamma mia, che azione. Che azione tambureggiante. Si parte subito a bomba comunque. Che giocatore sublime. Ai ai ai. Vai veneziano. Vai veneziano, venezianone, venezianone. Oh, c'ho subito contropiede cattivo. Ah, la sbaglia di poco Hulk, peccatus. Peccato, peccato. Di testa ancora il Cume! Mamma mia! Ci ha preso gusto anche di testa! Woohoo! 1-0, mamma mia, se come vuoi segnare così anche di testa sono dolori, eh? Mamma mia ragazzi, mamma mia che talento ormai.
Signori, è sbocciato il talentissimo in maniera veramente devastante. Ciao Nicola, ciao. Mamma che come segno ogni partita, ragazzi. A parte in Champions che ho fatto solo l'assist e voglio assolutamente fare anche il primo gol nella UEFA Champions League. Ma è un cume, ragazzi, sembra il cume di PES 13. Mamma mia, ormai ruba anche le palle come su PES 13. Boom! Non ci credo cosa mi ha preso. Mamma cosa mi ha preso, ma signori, ma questo cume è illegale in 12 stati, cazzo. Questo cume è realmente illegale. Mamma mia che bomber, di una purezza disarmante. Attenzione il cume addirittura madonna, l'incredibile Hulk cume, fioi. Altro che Hulk. Versione PC. È un cume illegale quello di quest'oggi. Olè, peccato. E il cume ruba l'ennesimo pallone, mamma mia di poco. Ocio. Vai cume di testa, il bomberone. Vai bomb... Mamma mia. Sì, ma come cazzo gioca sto Bayern? Capisco che ha vinto la Champions League l'altro anno. Durerà ancora la live, ancora un pochino sicuramente, però non tantissimo, raga, però poi devo fare alcune cose. Mamma mia il cume. Come la prendono bene. 1-0 primo tempo. Non c'è più solo un capitano, ma c'è solo un veneziano, assolutamente. Assolutamente, ragazzi. Questo Bayern può fare il triplete, eh. Possiamo vincere tutto, anzi, perché abbiamo già vinto Supercoppa di Germania ed Europea. Ciao Leverkusen. No, non è ancora finita, stiamo attenti. Fatto benissimo dare al Bayern, l'ho provata così ed è andata, cazzo. Però il Milan che mi ha rifiutato è proprio deficiente, E il Cume la recupera, l'ennesima palla, la recupera, Doppietta del Cume ancora, mamma mia ragazzi. Mamma mia. È il momento più incredibile della carriera, ragazzi. Speriamo di non avere infortuni o altre robe. Ma veramente è disarmante come stiamo massacrando gli avversari. Mamma mia, potenza dirompente del... Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Un Kume show, signori. Un Kume show. Una jam session. E ancora, guardate che azioni. Ah, peccato che ha forse esagerato quel passaggio. Vabbè, così è illegale. Sì, è veramente illegale per il momento, sì, possiamo creare qualcosa di bello quest'anno, speriamo bene. Dopo le beffe con il Palermo con 3 infortuni che l'ho stato fuori praticamente 5 mesi l'anno scorso. Attenzione Kume. Ah!
Occhio, raga. Hop e hop. Dai, dai per la tripletta, dai per la tripletta. Fallo, vabbè. Questo era fallissimo. Siamo illegali, ragazzi. Siamo illegali. Mamma mia che vai. Qua intanto il Bayern fa 6 stronzate. Ok, rinvio. 80esimo. Mamma mia, non ho mai pensato di veramente un debutto così mostruoso. Il come si gira contro 10 uomini e per poco la Mamma mia. Potenza dirompente. L'ho già cantata la canzone, Nicolò. Sì, poteva portarlo dappertutto il Palermo, però purtroppo quello che è successo della semifinale dell'Europa League è qualcosa che rimarrà purtroppo nella storia in negativo, perché è un infortunio così. Beh. Andiamo a casa. E ci prendiamo la testa della classifica in solitaria. Ciao Leverkusen, ciao. Dai, andiamo a casa, andiamo a casetta. Yes. 2-0, un cume formidabile. No, Api, non mi è arrivata Api. Buona Api non è arrivata. Grandissimo, comunque veramente qualcosa di sublime. Aspetta che controllo Api. Sì, grazie Api. Troppo buono come sempre Api, grazie mille, sei sempre un no gentile di più. Veramente grazie Api, veramente veramente grazie. Ok, siamo contro il Feyenoord in Champions League. Ciao Andre Salvo. Vai. Voglio il primo gol in Champions. Ciao Axel Blaze. Ciao Il Balzano. Vai. Vogliamo il primo gol in Champions. Stagione per il momento memorabile. Abbiamo vinto la prima allo Stamford Bridge. Ciao Dario Roagna. Ciao Tommaso Battistin. Da Mestre, quindi vicinissimi. Ciao Sergio Milli. E Dino Alfiero. E subito il cume dentro. Mamma cosa mi ha preso. Cosa mi ha preso ragazzi.
Mamma mia, vogliamo il primo gol in Champions, raga. Ciao Francesco Carriero. Hop, bruttissimo questo. Peccato. Fallo. Guarda, 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 guarda. Come ci ha fregato qua, ragazzi. Porca miseria. Buono, grandissimo assist del mamma, fuori di niente. Grande Lorenzo Colombo, vabbè, lasciamo perdere, va, non pensiamo al calcio del Milan perché proprio non capisco cosa stiamo combinando. Oh, cioè Eliero Elia. Partita collosa, ragazzi, partita collosa. Hop. E dai che andiamo. Bravo Kuma, bravo, con calma. Dai che lo facciamo prima gol in Champions. Cazzo, che intervento. No, mi sono rotto, Dio Cristo, no. Niente, non c'è sorte. Non c'è sorte. Pazzesco. Speriamo bene, però mi sono fatto male. Cioè, diciamo che il mio punto debole sono gli infortuni, cazzo. Cioè, mi fanno di quegli interventi, però, Cristo di Dio. Non può finire il magic moment, cazzo. Vai, vai Nicolò, regalami 7.000 euro, li aspetto. Dai Venezianone, dai Venezianone. L'infortunio solo ricordo, dai, bravissimo. Arriva, non arriva, arriva. Madonna, come è dirompente però, eh. Occhio. Vai ragazzuoli, vai. Vai. Merda. Dai, 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 bravi. Vai Kume di testa. Troppo centrale, peccato. Peccatus. E il Kume ruba un gran pallone qua. Dai che andiamo. Ah, no. Di testa, sbagliato.
Attenzione al Feyenoord che si invola. Partita difficile, mi aspettavo una partita più semplice contro gli olandesi. Ocio. ...57esimo, ragazzi. Buono. Dai, Kume, la spondona, niente da fare. Mamma che partita di cacca proprio. Comunque la prossima è l'ultima, ragazzi. Facciamo questa e un'altra e poi chiudo. 66esimo. Oh, fuori, non di tantissimo. E qua può arrivare la prima partita senza gol o assist. Incredibile, eh? Finora ho sempre timbrato il cartellino in qualche modo. Stavolta forse no. Hop. Hop. No! Dio madonna. Vai, vai, cambia account, Nicolò, bravo. Ok. Dai, che roba nostra, bravissimo. Ottimo, vai che vai, vai, distendiamoci. Niente, questa partita qua, un pareggio. Cioè, perdiamo quello che di buono ha fatto a Londra, sinceramente. Calcio d'angolo. Ok, no. Niente, stiamo giocando male ad oggi. Brutta partita questa col Feyenoord. Brutta, brutta, brutta. Cioè in Champions è dura a segnare, eh. No, il debutto ci può stare, dai. Dai ragazzuoli, dai. Bravi, dai alla fine. Dammi il fallo, niente. Finisce 0-0 purtroppo. Oh, bravo Nicolò Pardo, bravo, bravo. Ok ragazzi, devo fare l'ultima partitina per questa piccola diretta. E spero la settimana prossima ritornare un po' più attivo, restare meglio. Ok. Team Prim, squadra della nuova formazione. Ok, salviamo il Mainz. Prossima live, vediamo. Spero anche lunedì, sinceramente, di Motorsport Manager. Vediamo comunque, vi aggiorno, lo sapete. Vai, ultima partita per oggi. Oh 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 oh. Siamo venuti fin qua per vedere segnare il Kumenda. Bella sta maglia, mi gasa. Ciao Tommaso Cesca.
Dobbiamo riprendere il nostro discorso con il gol. Aia. Doveva passarmela prima, non lui, Dio Christiansen. Dai, 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 bravo Kume, la ruba, no. Non deve finire il bel momento, cacchio. Non deve finire il magic moment. Ciao Nicolò. Vai Venezianone, involati. Buono. Dai, bella incornata. Mamma mia. Se mi entrava sta mezza rovesciata. Non ci voglio credere. Peccato. Dai ragazzi, dai. Bravo come, dai. Niente. No, Kume, ma perché ste stronzate? Ecco, tiro di sinistro obeso proprio. Ancora errore. Dai ragazzi, no! Mamma mia, meno male. Che cazzo, guarda, aveva perso 10 tempi di gioco. Belli. Di tacco! 1-0, mamma mia, raga. Tutto troppo illegale. Ciao Andrea Cannistra. Mamma mia che gol di tacco. Mamma mia che gol di tacco. Mamma che gol. Mamma che gol. Signori, il gol is pure ispirazione. Mamma mia. Mamma che goeasso. Vai, rispondona perfetta. Manca solo il gol di ok. Bellissima ancora azione del Bayern, madonna. No, non ce l'ho Nicolò, non ce l'ho. Uno a 0 primo tempo, mamma mia che Bayern, mamma che Bayern. Bayern sublime veneziano inarrestabile per il momento. E la Bundesliga ce l'ho perché è una patch su PC. Vai che mi butto, mamma mia per poco.
Vai venezianone. Ah, niente. Ciao Lollo Cesta. Sì, prossima live speriamo di fare il gol in Champions che meritiamo. Lo meritiamo assolutamente anche il gol in Champions. Stiamo giocando comunque da Dio, Dai ragazzuoli. Buono. Vabbè. Cerchiamo di tenere questa vittoria, perché la Bundes la voglio chiaramente stravincere, con la squadra che abbiamo. No, che cagata. No! Bravo Neuer. No, no. Madonna, cosa ha fatto Neuer. Mamma Neuer. Mamma Neuer. Penso di sì, forse esiste una patch su Xbox, ma non ne sono sicuro. Cosa ci ha parato Neuer, raga? Venezianone, venezianone. Mamma mia, un tiraccio di merda questo, Per poco la fregava, però. Occhio. Tanto ottesimo, teniamola dura, teniamola. Buono. Dai, andiamo a casa, arbitro, andiamo a casa. Finisce qua, grandissimi ragazzi. Ciao Matteo Marin. È andata, ottima vittoria con un gol di tacco sublime. Veramente ottimo video, ottima diretta, ottime vittorie. Peccato per il pareggio con il Feyenoord, l'unica nota negativa. Però siamo già in testa, in fuga in campionato e godo. E godo. Ok. Salviamo. Vai di save. Ok. Salviamo anche qua. E buono raga, un saluto dal Comandone, vi ringrazio per il supporto come sempre, grazie ad Api per la donazione, sempre gentilissimo, anche troppo veramente. E niente, ci becchiamo prossima diretta, se la spero lunedì su Motorsport Manager per chiudere la carriera e cominciare quella con le mod. E niente, un abbracciotto a tutti quanti, un saluto, buona domenica e buon lunedì per domani che si ricomincia. Raga, ciao a tutti!